Dottore Gruttadauria, riunire i pazienti per discutere delle nuove tecnologie del microinfusore e aggiornarli, perché comunque è un sistema che quotidianamente offre nuovi spunti. Sì, oggi è una giornata molto importante perché, come abbiamo fatto anche in altre occasioni, ci riuniamo, tra virgolette, esperti e pazienti fruitori di questi sistemi avanzati di infusione dell'insulina per scambiare delle esperienze. Perché la cosa bella della strada che ha preso la diabetologia, mi riferisco alla diabete tipo 1, è che noi professionisti che ci occupiamo di queste cose, che abbiamo fatto una buona esperienza nell'impianto di microinfusori altamente tecnologici, riusciamo e spesso otteniamo informazioni dai pazienti che sono utilissime, perché poi alla fine chi ha lo strumento addosso, il microinfusore o il sensore addosso è il paziente. Noi possiamo acquisire tutta l'esperienza che vogliamo, però il feedback che riceviamo dai pazienti è una cosa di estrema importanza e permette al paziente di stare meglio, ma anche a noi di crescere nella nostra esperienza e quindi di poter poi estendere questa esperienza ai nuovi pazienti che si approcciano a questa terapia. Oggi, secondo me, un paziente diabetico di tipo 1 o LADA non può fare a meno di utilizzare un sistema avanzato HCl, cioè un sistema integrato in cui il microinfusore comunica col sensore, perché i risultati che si riescono a raggiungere con questi strumenti sono veramente spettacolari, inimmaginabili fino a qualche anno fa. Quindi il nostro augurio è che questa tecnologia possa estendersi a un numero maggiore, sempre maggiore di pazienti. E devo dire che secondo me l'unica controindicazione all'uso di questi sistemi è il paziente. Ci sono pazienti che non accettano di portare addosso costantemente un microinfusore o un sensore. In quel caso ci si può lavorare, spesso riusciamo anche comunque a portarli a prendere questa decisione. Però i microinfusori sono l'arma più importante, microinfusori e sensori, sono l'arma più importante che oggi abbiamo a disposizione per poter curare meglio e soprattutto migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da diabete mellito tipo 1. Come funzionano? Allora, i sistemi integrati sono caratterizzati da due dispositivi. Da una parte abbiamo il microinfusore, che è un dispositivo che eroga in maniera, diciamo, tra virgolette continua, poi vedremo che non è esattamente così, l'insulina. E tramite il microinfusore si fanno pure i boli di insulina prima dei pasti. La novità che è uscita circa 4 anni fa è che per la prima volta si è riusciti a mettere in comunicazione il sensore che monitorizza la glicemia 24 ore su 24, metterlo in comunicazione col microinfusore, di modo che il microinfusore, tutti i sistemi HCl, sebbene con modalità differenti, essendo aggiornati continuamente sulla glicemia, che come sapete è estremamente instabile nel paziente diabetico, modifica la propria velocità di erogazione in relazione ai valori glicemici che riceve. Che significa questo? Che se per esempio il paziente ha una glicemia in aumento, il sensore comunica al microinfusore questa tendenza all'aumento della glicemia e quindi aumenta la propria erogazione con modalità differenti a seconda dei sistemi. Al contrario, se invece il sensore comunica al microinfusore che la glicemia per esempio sta scendendo anche velocemente, il microinfusore rallenta la propria secrezione di insulina fino addirittura a bloccarla se necessario. Quindi questo capite bene che riduce notevolmente la instabilità glicemica, cioè quello che guadagna fondamentalmente il paziente è una maggiore stabilità dei valori glicemici. E noi oggi sappiamo, perché è dimostrato da moltissimi studi, che non è tanto la glicemia alta che provoca i danni al microcircolo e poi anche al macrocircolo, ma è proprio l'instabilità glicemica, l'oscillazione, le ampie oscillazioni della glicemia che danneggiano la retina, i reni e i nervi periferici. Quindi questi sistemi hanno permesso veramente di dare una svolta radicale alla terapia del diabete tipo 1. Certo, noi ci auguriamo sempre che si arrivi un domani a una terapia definitiva, trapiando di cellule staminali, di cellule beta pancreatiche. Questo è il nostro sogno, che non è più un sogno perché ci stiamo avvicinando sempre più. A oggi abbiamo questi dispositivi, utilizziamoli perché miglioriamo veramente non solo i numeri, perché i numeri sono importanti, ma quello che è importante è la qualità di vita dei pazienti e con questi sistemi riusciamo veramente a migliorare la qualità di vita, che è una cosa importantissima.